Questo progetto nasce da una chiacchiera di spogliatoio con i miei compagni di squadra, in cui ci siamo resi conto di quanti tabù ci fossero all'interno della sfera della patologia femminile e da lì la mia curiosità da futuro medico mi ha spinto a documentarmi sulla patologia appunto dell'endometriosi e mi ha fatto scoprire quello che sono i tempi di diagnosi molto lunghi e i sintomi che sono molto confondibili con le fasi del ciclo, però con dolori ovviamente molto forti. Da qui nasce la collaborazione con la dottoressa Faranda, vicepresidente dell'associazione e responsabile regionale, e inoltre insomma, abbiamo creato questo patto tra donne che non solo lottano in campo e quindi donne sportive che non mollano mai fino ad arrivare alla meta, ma l'obiettivo più grande è arrivare a una meta comune, un benessere comune tra donne, che è quello di sensibilizzare e promuovere quello che è la campagna appunto dell'endometriosi e portare avanti l'associazione italiana dell'endometriosi. Si presenta un bel gruppo unito, l'idea è nata l'anno scorso di creare questa femminile, l'Amatoria ha sposato questa nostra causa e abbiamo creato un gruppo che quest'anno si è cresciuto molto, siamo diventati 22 ragazze, 22 presenze che qui in Sicilia sono veramente tante e ci siamo unite tanto ed è bello questo perché l'affiatamento dalle più grandi alle più piccole, perché c'è un'età che varia dai 16 anni ai 40, quindi però c'è coesione ed è bello sposare lo terreno così tutti insieme. Hanno accettato l'idea di questo calendario, anzi tutte entusiaste, e nel giro di qualche giorno siamo riusciti a organizzare tutto questo.